Il berretto di un carabiniere adagiato sull'erba di un giardino è uno dei segni del violentissimo scontro frontale avvenuto in via Villette, zona sud di Montebelluna, al confine con Trevignano. Due militari trentenni erano a bordo della vettura di servizio diretti per un intervento verso Falzè, quando per cause da accertare avrebbero perso il controllo, invadendo la corsia opposta all'altezza di una semicurva all'incrocio con via Caberlotto. Verso Montebelluna viaggiava una BMW con una famiglia di 4 persone. Il bilancio dello scontro è di 6 feriti, i più gravi i 2 carabinieri, specialmente il capo pattuglia seduto sul lato passeggero, entrambi in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. A Conegliano con varie fratture è stato portato il conducente dell'altra vettura, mentre la moglie e i 2 figli di 10 e 13 anni si trovano a Montebelluna, anche loro con fratture e traumi. Per tutti loro la prognosi è di 30 giorni. Delle 2 vetture ci sono ancora i pezzi sparsi tra i 2 lati della strada. Il motore della vettura dei carabinieri era addirittura finito nel fosso. Ho sentito un gran botto e basta, sono venuto fuori e ho visto le 2 macchine che si erano scontrate, insomma, ecco tutto qua. Ha chiamato i soccorsi. Certo, subito. Ho sentito un botto mostruoso e insieme col vicino di casa siamo usciti. Ce n'era i 2 carabinieri svenuti e una signora che stava uscendo dall'altra macchina, appoggiata, e come mi sono avvicinato mi ha detto: ma cos'è successo? Era sotto shock. ok. E dopo ho visto che suo marito l'era semi incosciente proprio, era così, e dietro l'aveva 2 bambini. Uno l'aveva fatta insanguinata perché la sbattesse contro se giravati, e l'altro si lamentava di avere un fianco, una botta. Al momento dell'impatto, poco prima delle 20 di mercoledì, sulla zona era in atto un nubifragio che ha ridotto la visibilità e l'aderenza. Sulla dinamica e la velocità dei veicoli indaga la polizia stradale. Questa è una zona dove si corre, Questa è una zona dove incidenti ne fanno parecchi, sì. proprio perché c'è questa mezza curva. Sì, esatto, c'è questa mezza curva, non ci sono autovelox e quindi anche se ci fossero, sai, la gente vedo che corre lo stesso. E quindi la sua recinzione è rimasta È sfondata. sempre così la mia recensione, ogni volta. Quante volte finora? Dagli anni 70 adesso tantissime. Mediamente in un anno? Sono stati anni anche di 2 volte all'anno. Questa strada qua, bene o male, appena fatta presente al comune, il ragazzo che abita qua, il ragazzo da 50 anni, che abita qua, la settimana scorsa è andata a dire guarda che i corpi come efficienti, cioè ti te metti fuori al muso, arriva giù gente che ti porta 100 metri giù, insomma. Certo. Qua pensi che nessuno vede gli 80 all'ora, ma non da 80 in su.